Rieccoci, primo si interpares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, ci facciamo come sempre l'autopubblicità sulla nostra emittente e così ci pubblicizziamo. Pontelli, nei ragionamenti che abbiamo fatto un po' e che avete fatto in questo inizio, in primo giro, uno se fa un ragionamento logico, dicono: partiamo dalla benzina dove, come diceva prima Zampieri, il barile costava come nel 2008 se non sbaglio, invece la benzina è stata portata un aumento stratosferico. Molti ristoratori dicono: io non tengo più aperto 7 giorni a settimana, ne chiudo 3, lavoro il venerdì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ma non è che questa cosa, per l'altro discorso che ha fatto prima Allegra nel ragionamento di dire che i conti nelle banche sono ricchi, io ritorno su questo lato. Lo sanno tutti e hanno una strategia, qualcuno ha una strategia ben precisa di fare questo, perché se la benzina, aiutatemi nel ragionamento, costava, cioè il petrolio costava nel 2008 un tot al barile e oggi costa uguale, mentre la benzina è aumentata, aumenta il gas senza motivazione, è una strategia di qualcuno, Pontelli? Perché qui il gioco si fa duro, cioè se è una strategia di qualcuno, dei potenti, chiamateli come volete, che io non so nemmeno chi siano questi potenti, posso immaginare ma non li conosco. Mi raccontate il perché? Perché se no stiamo qui che ci raccontiamo, sono aumentati, è tutto bello, ma chi sono questi che hanno fatto questo senza motivo? Perché il motivo non c'è, perché il motivo era già aumentato prima della guerra, c'era già un rumor particolare sull'aumento del materiale, delle materie prime ancora mesi fa, cioè è una strategia che qualcuno sta usando, guerra compresa, aiuto e vado nei grandi sistemi. Magari anche qui pensare male non è del tutto sbagliato, cioè, perché mi dà a pensare che qualcuno voglia far tornare povera la gente, voglia far vivere male la gente. Ho questa strana sensazione che mi passa per il cervello. Allora io vorrei capire anche da voi se è un mio modo di vedere sbagliato, che sicuramente potrebbe essere, però voi che ci vivete, se non c'è un motivo particolare, spiegatemi voi perché. Ma per esempio in relazione al gasolio e alla benzina, con le quotazioni 2008 ci dimentichiamo il grande Mario Monti che ha aumentato di 20 centesimi le accise sulla benzina e sul gasolio, quindi già 20 centesimi più sono attribuibili interamente a Mario Monti. Punto. E questo Mario è uno. Monti ne ha colpa. Secondo, la speculazione, anche la speculazione, quella sulle materie prime, quella sulle fonti energetiche, nasce nei buchi lasciati dalla pubblica amministrazione e dalla politica. Ribadisco, se in un monopolio, se io faccio il modello, guardiamo in faccia realtà, noi siamo diventati l'Argentina dell'Europa, noi abbiamo ceduto monopoli statali a dei privati, i quali giustamente investono dei soldi. Beh, noi stiamo vendendo a tutto il mondo, non solo le grandi aziende di tutto il mondo, se poi entriamo nei particolari, anche le squadre di calcio, non è fra poco, le dico una banalità, nel campionato di calcio arriveranno tutti i presidenti americani e decideranno loro il futuro del calcio italiano. C'è tanto Ho capito, però io allo stadio ci posso andare o non andare, invece la bolletta elettrica mi arriva tutti i mesi. Ho preso come ultimo esempio del ragionamento che lei fa. Però il discorso è i monopoli statali sono stati per una visione ideologica, diciamo simil bocconiana da parte. Io mi ricordo fino agli anni 90 quando dicevano privatizziamo e vi ricordate questo termine? Efficienteremo il sistema. Ma ce lo siamo dimenticati? Questi sono i risultati che ovviamente vengono fuori nei momenti di crisi, non quando le cose vanno bene, perché se un fondo privato specula sui costi dell'energia, ma l'economia cresce e dici guarda cosa mi tocca pagare, però ce la faccio. Qua c'è l'economia che è sostanzialmente ferma. 2 settimane fa Draghi, che è andato a Torino a dare 1 miliardo e 100 milioni, apro parentesi, perché Torino è tra i comuni che ha il più alto tasso di debito per abitante per aver organizzato le Olimpiadi. Questo lo dico per quei geni che ci stanno organizzando Cortina 2026, che si sta rivelando un disastro clamoroso, chiudo parentesi, e aveva il 16% delle attività produttive chiuse. Hanno sospeso l'attività perché economicamente è insostenibile. In Lombardia 360 3 settimane fa, e questo è in prospettiva. 40% delle aziende produttive prevedono di sospendere temporaneamente, sperano, l'attività produttiva.
Questo è il risultato di quando noi abbiamo svenduto questo paese ai fondi privati, a privati Quindi investitori. colpa è la politica, secondo lei? La responsabilità è solo politica, ma perdonatemi, ma noi abbiamo dato le autostrade e qual è stato l'efficientamento? Il crollo del Ponte Morandi, dove sono diminuiti del 98% gli investimenti in sicurezza ed è crollato un ponte. Condividete il ragionamento di Pontelli, inizio questa volta da Umberto e poi via via tutti gli altri. No, ma io la riflessione che mi sento di fare è che forse già dopo l'esperienza Covid si iniziava un pochettino a profilare che nel nostro paese una riflessione sul controllo statale, diciamo così, di alcuni settori strategici è stata probabilmente sottovalutata. Adesso io negli anni 90 ero un ragazzino e quindi non ricordo bene quel dibattito, però indubbiamente una fretta eccessiva, forse anche una superficialità c'è stata. Pensiamo a settori che sono strategici come la chimica, tanto per dire. Ci siamo trovati al tappeto come sistema industriale e artigianale del paese durante il Covid e subito dopo, perché i magazzini erano vuoti e dipendiamo da forniture estere. Ma potrei fare l'esempio, e sulla chimica diciamo avevamo una storia come paese che è stata velocemente, diciamo così, si può dire svenduta o insomma, si può usare un verbo a seconda del giudizio che si dà. Però ecco, quello è un esempio di come forse, se qualcosa dobbiamo imparare da questa situazione, ma anche da quella un po' precedente, cioè quella che si è iniziata a profilare nel 2020, e che forse occorre a livello governativo, a livello di paese, riprendere una riflessione sul fatto che in certi settori una presenza dello Stato che sia regolatrice e garante andrebbe ripresa. Berti, è sempre colpa della burocrazia anche questo. Abbiamo fatto un ministro per l'energia, per tutte queste cose qui ultimamente, e prima abbiamo tralasciato anche un sistema per autofinanziarci sotto questo aspetto. La domanda mia, ma è voluta? Cioè, mi domando, ma io non credo che tutta la gente che lì siano tutti stupidi, io credo che ci sia una strategia ben precisa. Non so quale sia, ma non credo che siano stupidi, cioè sono tutto tranne che stupidi. Guarda, quelli che direttore, sono lì. Studiano a tavolino per fare qualcosa che non sono capaci di capire ti posso cosa. confermare che non sono stupidi perché stanno facendo i loro interessi. Sì, ma i loro interessi a che scopo? Se ci Quando ricordiamo, si dice, mi scusi sì. Berti, quando, scusatemi se vi interrompo maleducatamente, quando si dice i loro interessi cosa vuol dire? Mica li metti in tasca o Salvini o Draghi o qualcun altro, presumo io. Ci daranno la poltrona, guadagnano bene, tanto lì tra statali, parastatali, partecipati ormai ce ne sono a bizzeffe, guadagnano tutti l'ira di Dio, ma alla fine non è che guadagnano i loro interessi quali? Guarda direttore, una considerazione molto semplice, esistono le lobby, ci ricordiamo quando c'erano gli accordi bilaterali con gli stati dove si portavano fuori le industrie italiane e si portavano in paesi dove si facevano gli accordi bilaterali per avere un costo del prodotto a meno, e adesso stiamo pagando le stesse imprese che hanno delocalizzato, adesso le riportiamo in Italia pagando ancora. Questa è la politica. Questa è politica che sbaglia le loro mosse. La politica ho parlato di lobby. Però la politica rispecchia l'uomo, rispecchia anche lei, rispecchia anche me. Non è che sono lì, perché la politica rispecchia fedelmente la popolazione, non è che rispecchia noi. La politica in questo caso rispecchia gli interessi di qualcuno. C'è poco da fare, non è che ci hanno chiesto a noi se volevamo aumentare le euro prima di tutto, però c'è anche da dire una cosa, abbiamo cambiato. La politica rispecchia abbiamo sposato la politica, forse rispecchia il mainstream del periodo, perché non dimentichiamoci nel 98 quando Ferrara, che aveva la direzione di 8,5, chiese all'allora Presidente del Consiglio Massimo D'Alema, quello che va in giro a vendere i pacifisti, che va in giro a vendere le armi e vuole 80 milioni di provvigioni, chiese in relazione ad un settore in crisi industriale, lui gli rispose: ma noi non siamo mica un'economia industriale, noi siamo un'economia post-industriale, vivremo di servizi. Questa è la realtà che noi paghiamo 20 o 30 anni dopo. Noi ci siamo illusi che la ricchezza potesse venire dal turismo, dai servizi alle persone e dal benessere, quando l'unica realtà economica che può trainare un paese è quello industriale, che a sua volta traina i servizi, l'autotrasporto. Questa è la realtà. E noi stiamo pagando quelle scelte strategiche che, andate a vedere, ci hanno portato
negli ultimi 30 anni essere l'unico paese in Europa a veder ridotto del 3,4% il potere d'acquisto, quando la Germania l'ha aumentato del 34,4% e la Francia del 24,7%. E noi sempre così. Abbiamo interrotto Bertini, Sì, poi pardon. sento anche poi potete intervenire, insomma, non è basta non andare sopra Tanto voce per degli altri. definire la politica, adesso abbiamo una compagine di governo che ormai è rappresentata da tutti, a parte i Fratelli d'Italia. Sì, no? anche lì sarebbe Però, da verificare. ecco, allora, È più comodo in questo stare fuori. momento, dal primo di giugno, tutte le attività commerciali devono avere il POS. Ok? Obbligatoriamente. Il POS. Se uno viene a prendere un caffè che te lo paga col POS, tu glielo devi fare. Però le commissioni con la banca, lo Stato non è andato a trattare con le banche e dire: scusa amico, guarda che io sto facendo che per legge questa cosa deve essere posta su tutte le attività commerciali, tu devi avere una commissione che giusta, non puoi avere delle commissioni, ok, dove tu vai su una tazzina di caffè non posso avere 20 centesimi di Lei, commissione. uno dei rappresentanti di categoria, può fare vedere il suo peso, non è che sto Ma parlando, noi lo facciamo non è che sto vedere, parlando con il ma barista, sto scusa, parlando con sono Bertini, che Ma lei sa sono che anni che combattiamo sono 2 contro anni. queste insomma, si mette alla catena e va ma lì davanti perché a- allora in si questo mette alla momento di catena e va grandi davanti a difficoltà Palazzo Chigi, no? siamo in difficoltà dopo 2 anni di pandemia e tu metti una costrizione di questo tipo qua? Non mi sembra che sia una cosa Ma logica per questo e scusatemi, sopportabile. per questo chiedo e vi chiedo che meccanismo è, perché lo fanno. Per questo vi qualcuno chiedo, se me lo spiega lo capisco perché anch'io. il fatto Io non l'ho che, capito questo. ripeto, fino alla noia, che molto probabilmente sanno che il popolo italiano fino a una certa soglia può sopportare i vari No, aumenti. loro vogliono crearci come prodotto da vendere. Quando prima io ho detto che le banche sono obbligate da 2 settimane a riversare all'ufficio delle entrate tutte le nostre transazioni bancarie, tutte quelle avvenute con la moneta digitale, noi siamo l'oggetto del prodotto che va venduto, perché un profilo non lo fa solo Facebook, il profilo lo fa anche la banca attraverso i tuoi pagamenti. Se tu col Telepass mi vai a Rovigo, cosa vai a Rovigo a fare? Noi siamo diventati un bene di consumo, Certo. che le banche vendono all'ufficio delle entrate o alle aziende. Dell'aglio. No, lei prima chiedeva se ci sono delle soluzioni. Adesso noi qui siamo, insomma, ecco, anche per trovare delle soluzioni. Io credo che una potrebbe essere ripensare un attimino il PNRR, perché fino adesso è stato dato, credo anche, insomma, giustamente in mano anche amministratori locali, amministratori non nazionali, ma in questo momento forse queste enormi somme che sentiamo continuamente sui giornali, sui telegiornali, stiamo parlando di migliaia di miliardi che vengono così magari indirizzati verso settori non primari. Prima si diceva Dove appunto, c'è l'incubo della mafia, dove ci sono anche tanti ragionamenti da fare. infatti recentemente il prefetto ci ha convocati per essere vigili su tanti aspetti, cosa che, devo dire la verità, mi ha un po' impressionato e preoccupato, perché evidentemente c'è anche questo aspetto che starà emergendo. Tanto se lo fanno lei non se ne accorge, stia pur sicuro. No, però ecco, qui ci sono miliardi di euro che girano col PNRR, che magari ci sarà un piccolo comune che fa una ciclabile, un altro farà un'attrazione turistica, mentre forse andrebbero impiegati per qualcosa di più strutturale, che riguarda, come si diceva prima, le aziende, che riguarda essere attrattivi in modo che ci sia un'economia sul territorio che poi faccia da traino per tutta una serie di operazioni, e che sia sostenibile, non solo ecosostenibile, ma anche eurosostenibile, nel senso che non siano soldi buttati, insomma. Ma per fare questo ci vogliono le persone che vadano lì, Bertini, e che si incateni, sto esagerando, per far capire che ne parlano tutti, ne parlano nelle grandi talk show nazionali e dicono quello che state dicendo tutti voi, ma qualcuno deve, le cose non cambiano, cioè non lo so se bisogna arrabbiarsi perché cambino, però non cambiano, perché Umberto Zampini, sentiamo tutti i ragionamenti, però il vero dato di fatto è che è aumentata la benzina. Guardate, vediamo la tabella quanto sono aumentate e poi vengono i prezzi degli alimentari. Faccio un esempio, abbiamo la tabella, se la regia mette la grafica, eccole, guardate, l'olio di semi più 23%, la verdura 17%, burro 17%, pasta 13%, frutti di mare 10%, farina 10%, carne di pollo l'8%, la frutta 8%,
il pesce fresco 7 e il pane di maggiore necessità il 6%. No, l'olio di semi l'anno scorso lo pagavamo 1,10 €, attualmente viaggia intorno ai 4,50 €, 4,80 € per chi lo compra giornalmente. L'abbiamo Più messo 23%, è molto, siamo molto oltre. Noi abbiamo messo i ricari che ci sono ovviamente. Posso assicurare che... Allora la domanda mia è, e continuo a ripetere, qualcuno farà pur qualcosa, perché se ne discutiamo i prezzi aumentano più del 23% come diceva Allegro, cioè voglio dire, parliamo Pellizzari e basta, cioè tutti parlano, tutti la benzina la paghiamo di più, il gas, se invece andiamo tutti a chi di dovere e tu a casa mia non chiudi il gas, perché se io vado a mangiare mi mettono il prezzo che l'ho detto, vengo da lei a prendere gli occhiali, e vabbè che gli occhiali lei può fare che prezzo vuole, dopo mi fa lo sconto, però a parte gli scherzi, lei mette il prezzo 10 volte il valore, qualcuno le dirà guardate io non lo voglio, oppure qualcuno le dirà chiamiamo i carabinieri, valuteremo il prezzo se è corretto o no. Qui non succede questo, qui noi paghiamo tutti e vanno in difficoltà tutti. Due sono le cose, il perché, che non ho capito ancora da questo dibattito iniziale il perché ciò sta accadendo, se ci sono degli interessi come diceva Pontelli, o se c'è un sistema perché la piazza si surriscaldi un po', non andando nella violenza, però facendo una dimostrazione che queste sono cose che non si possono fare da un mio modesto punto di vista. Ma guardi, direttore, prima mi arrabbio su questa cosa perché vedo delle cose, scusate il Pellizzari, Umberto, vedo delle cose che non mi... Io ho sempre stato cercato di essere nella mia vita onesto e se faccio qualcosa ho sempre cercato di non prendere un euro in più dalle persone mai, e vedere che mi raddoppiano, mi triplicano, mi quadruplicano il mio, ma com'è che la benzina la mia necessità, costa un euro? La mia necessità di vita senza avvisarmi, state senza girando preavvisarmi, attorno al problema. mi fa arrabbiare. Il problema, allora, se l'altro giorno, sì, scusami, hai ragione, perché se no lei Pontelli sì. di casa fra poco conduce lei. Pellizzari. No, stavo riflettendo prima perché mi ha fatto tornare indietro con la memoria, dove all'università, all'esame di scienza della politica, abbiamo studiato tutti, alla facoltà di scienze politiche, su un libro di Percy Allum, dove proprio in copertina c'era scritto i voti contano ma le risorse decidono, ed è ciò che sta appunto accadendo proprio in questi ultimi mesi. Io credo, guardi, che si stia verificando un processo dove ci sarà bisogno dell'impegno diretto di tutti, perché se andiamo a guardare negli ultimi 12-14 mesi quello che è successo, cioè c'è uno stillicidio continuo di chiusure di piccole attività commerciali, quindi chiude il negozio di abbigliamento, il negozio storico di calzature, il bar, il ristorante che faceva, ecco, e questo io credo che sia davvero un depauperamento della nostra società, cioè noi stiamo perdendo la nostra cultura, le nostre radici, la nostra specificità, e che cosa stanno aprendo? Stanno aprendo grosse strutture di vendita, stanno aprendo le multinazionali, cioè le città e il nostro paese si sta stereotipando, e quindi oggi purtroppo già in America sta succedendo questo. No, ma voglio dire, ma è quello che sta succedendo proprio, diciamo, in questi mesi, e guardi, è proprio un articolo apparso oggi sulla Stampa, c'è una struttura che ha fatto richiesta di 4 posti, stagionali e part-time, quindi non posti di lavoro a tempo indeterminato, e si sono presentati 1.800 persone, quindi vuol dire che c'è una carenza cronica di lavoro che fa tremare le vene ai polsi. C'è anche un po' una carenza, poi lo faccio vedere, quindi io credo di gente che non vuole lavorare i giovani sabato. Sì, però insomma 4 però voglio dire 4 posti di lavoro con 1.800 non è così. Con 1.800 candidati. La so diversamente, perché abbiamo chiesto dipende dai settori, forse. C'è gente, guarda, ho citato la notizia di oggi, quindi lei vive in una città che ne conosce, se lei parla nella città, e sicuramente lo fa, qualsiasi ditta le dice siamo in carenza di cuochi, di camerieri, di gente che guida gli autobus, che guida, cioè però direttore, sì, però attenzione, quello è personale specializzato, perché è evidente che il ristorante vuole il cuoco, vuole lo chef. Se poi parliamo ovviamente di professioni quali l'idraulico, l'elettricista, il carpentiere,
il ponteggiatore. Oggi siamo in una situazione drammatica perché con il 110 noi abbiamo tutte le imprese che sono full, quindi se domani tu dovessi aver bisogno di uno che ti viene a tinteggiare è difficile trovarlo. Non trovano manodopera, cercano manodopera all'estero, cioè, e qui in Italia c'è una mentalità, forse per il benessere presumo, poi vi farò vedere che dei giovani 1 su 3 lavora. E il concetto è che in Italia sono stati abituati un po' tutti bene e quindi nel farlo, fare i lavori di sacrificio, se viene qualcuno guarda che lavori sabato e la domenica ti dicono di no, anche un lavoro di fatica, oppure se devono fare come diceva lei, una volta c'erano i falegnami di artigiani tant'altro, oggi una volta Pellizzari voi mi insegnate che se vado nel pratico si rompeva la lavatrice o la lavastoviglie, forse una volta la lavastoviglie non c'era la lavatrice, l'aggiustavi, oggi vengono, allora la chiamata ti costa già 80 euro, poi ti dice, beh guardi qui ha un costo 200 euro, è meglio che la cambi. Oggi si cambiano, oggi non si aggiusta più niente, oggi è cambiato il mondo e in virtù di questo... sarebbe giusto, sarebbe una cosa giusta se quella lavatrice venisse prodotta in Italia. E questo è il problema di base, quando si è parlato degli incentivi che abbiamo... No, adesso vado in pubblicità, Pontelli. Vabbè, andiamo in pubblicità.